Ti stanchezza. Mi sento scolucchiato, carusi. Sono messetto 5 minuti. Ma poi non campare il capo chiaro. Carusi mi. Io giù la testa in freddo, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Che giornata, carusi miei, che giornata. No. Ma se continua così magari domani, ma quando la sta direttamente da, non c'è bisogno di raccogliere, io travaglio, ma lascio, o campo santo da, sì. Ma lascio il campo santo. Che stanchezza, carusi miei. Non siete! Non siete! Stava con un pensiero. Hanno leggito il giornale stamattina. Oh, ma che ti pare ora? Io mi vengo, io mi accavato e mi leggo il giornale, no? Io mi accavato, io mi scecco, non mi interessa. Io te l'hai detto 100 volte. Tu il giornale te la leggi. Almeno la pagina dei morti. Almeno così lo sai quando Cristiano Moreno, quando travaglia il Ciario. Io sono fatto tanto, non stai con pensiero. Ma che ti pensi che ti fatti che sono tu ora io carangene che fa? O guardo lo stesso e... Io parto, lo guardo la così lo vedi quando fate caio oggi. Addio, solo io. Non ne vendi valente, Valente. A proposito di travaglio. Chiamavo uno, chiamossi una spagnola. Spagnola? Scriveva, così dicevamo avanti. Come ti vai a collezione? Come si chiama questa? Mascolo, femmina? Femmina, da signora. Signora, aspetta Avanti. Signora, grazie a Dio, sono rigettato la pazza. Avanti, ci arrivi? Dimmi. Dolores. Che sono Dolores. Puttane, come dici? Dolores. De Panza. Penso tutto lì, non lo so. Sei attaccato? Ma penso. De Panza. Ma come era chissà? Come era morire? Ma chi sta in spagnola? Penso più di una gassise, una dissenteria. No. Devi venire salendo, magari non ci vedi, parliamo sul giornale. Leggi il giornale. L'ultima pagina, giusto? L'ultima pagina, la pagina dei morti. China, 2 pagine. Oviri quando travaglio il ciappio oggi. Fu una giornata china, non c'è manco tempo per ricciacare, tu giuro. Vengono una presso all'altro. 11 funerali, dico, 11 funerali. Uno terminava e l'altro cominciava. Uno terminava e l'altro cominciava. 11 funerali in Fiatina. 10 mascoli e una femmina. E poi, perché muoiono già 6 mascoli? Non è che si capisce. E perché si vede che avete mascoli? Siete fatti chiedere da chi dai ballerine? Sì, è molto poco di monaca, vero? Però, ti dico, non può capire che fastidio che hai resi suonica femmina. Con l'altro, una passata, liscio come occhio, conquista. Oggi una passata non si attiva, una maratona ne pare. Oggi che liscio era raspuso, super raspuso. Aspetta, com'è che si chiamava? Com'è, aspetta? Aspetta, tu dico io, Alma Gattineri, io accendo. Brava, Alma Gattineri, chi sta, proprio chi sta, non lo può capire. Io certo per forza la guardare che sta camorria e spendura. Già la sfortuna l'aveva ricordo, un nome, gli altri euro è normale. Ah va, Peppino, ma ora che fastidio ti
forse dare una morta. Una volta che uno è morto, defunto, cadaveri, ci ha passato. Sì, remoto. Ma su te dico io che tu non puoi manco immaginare che succede. Aspetta che ti racconto tutta, avevo contata. E allora aspetta che ti racconto. Allora, in primis, non appena arrivavamo a Camposanto, cominciò a speziare. A speziare? A speziare. Ma se che c'era un sole che spaccava il peggio, un cauro. Vuoi vedere che è sano allora? Che c'era cauro? Niente! L'acqua era male cristiana. Ma certo che è sano. Io cadi quando cauro c'era. Altro calenzola, ricotti in baccalare, così, disi. Io che ci posso fare? Perché la prima spreziava. Sì, la prima spreziava. A poi, se votava una tempesta o malo tempo della mala cristiana, non può capire. E non cucciolini, che ti picchiavano di sputo saulo, non lo dire. No, l'acqua non è che cascava a baggiola, cascava a baggiola. Gli non lo può capire tu che succede, non si dire. Non lo può capire. Quando a una delle varie una sua tomba, e ti dico finalmente l'ora di arrivare alla sua tomba perché era seccata da un portuso che tu manco tu mangi. E chiane, scine, chiane a destra, manca, scala bessuta. Non lo so manco immaginare. E sta sicuro che quando aggracascia sopra le spalle, io e da un poverazzo di braccio come compare, a lingua mi seccava, mi riusciva fuori come alle canne così. Scheletro. E comunque cerca di conchiudere perché sta storia sta picchiando troppo lontano. No. Ora sta conto tutta, perché la storia è lunga, uno non è che la può fare corta, perché altrimenti come si dice, perde a su spance. A su spance. A su spance. Che sta contando un film giallo. No, quale giallo, semmai in euro. Anzi, no, lo sai che ti dico? Fai conto che ti stai raccontando un thriller, sì, un thriller, scandito, un thriller. Un thriller? Magari pure ci vendiamo ammazzatina finale. No? Che ammazzatina fu iniziale, perché a volte era già in la cascia, quindi fuori. Senti Peppino, io non è in tempo di perdere, perciò se me la conteremo un po'. Va bene, da appunto. Allora, quando eravamo da sua tomba, la tempesta, un diluvio universale come ti ho detto prima, l'acqua proprio ai tavoli chisicchi. Appena eravamo da sua tomba, mi misimo io e Prazzo, io nel lato e io dall'altro lato, perché la uomo calare in la fossa. Non si adina. Quando stavamo calando in la fossa, i corpi, patatuffe. Ma che patatuffe? Si rompono i corpi. Ma come si rompono i corpi? Io feci grande botto, tutto a immaginare che ribombavano da tutto palo Camposanto e i parenti o padrino che stavano con l'occhio storto a io altri. Che certo. Poi, appena cursava la cosa, noi tagliamo una faccia con braccio e pensiamo, braccio, tanto una varvara eravamo, non potevamo fare cose, non sapevamo se stavamo a ridere o stavamo a mangiare. Comunque, che fecimo? Era andare a fossa, noi messimo sempre io un lato e io dall'altro lato. Come sei? Non si. Io ero tutto scorrucchiato, che la portavo sulle spalle, da tanta acqua, a terra, dove andavo fango. Che è successo? Arrivai a scendere in Torino, non mi ci sto. E ora sai che non mi scendere. Che non mi scende casa? Brava, non sei a Torino. Questa è la scultura andava a virare assai, questa è la scultura, non si adina. Magari io, da furare, capisci in grande botto, e magari da un poverazzo di braccio, che è scandaloso, che è scandolino più corriere.
Schicchiamo e magari i nostri schicchi, che a botta, rimbombando da tutto paro camposato. E sempre i parenti, io parrino, che ne tagliamo, che è quello che sto. Come sa la coppa era la nostra. Giusto, sopra dalla città. E che so, perché ho vestito, tu rovinassi tutto pare. Solo tutto l'oro ce l'hai ora. Non sei china, tante lingue che non ti conto. Io non appena arrivato da sopra, mi chiaravano i palpitazioni, che mi stava venendo un corpo, mi stava venendo. Certo, ci credo. Era tutto bello scandato, ora mi sento cugnorenno, perché questa non è che è tutta. Secondo te, dopo tutto questo, che succedeva? Che tornava a spugnare Usuli. E perciò, ma non Usuli, leggio, mi stava venendo un'insolazione. Mi spugnava Usuli, tra me in roba di asciugare, sì, tanta acqua che picchiano. Ma certo che sì, è sano, no, non la vira assai, chissà, sfortuna nell'ingorgio, non la vira assai, non si attina. Ma c'è... Ah no, caro mio, mi sa che non era solo sfortuna. Senti che tu leggi il giornale qua. Leggi. Allora, dicevo un necrologio di Alma Gattineri. Alma Gattineri. Si è spenta ieri, improvvisamente, la signora Alma Gattineri, famosa in tutto il suo paese come iettatrice. Come iettatrice? Grazie mia, mi sento vecchio. Ma poi famosa da tutto paro paese. Ma quando vai? Non conosceva tutto, chissà, l'unica che veniva. Ma c'è scritto in tutto il paese, oh, ma chissà, c'è pensato di qualche altro paese. Ma che altro paese? Ma c'è. E va bene, non è che essere curracata, è vero? Non la ronda di sacchetta mia e andiamo giù per essere per pazzo. favore, va a continuare il discorso. Leggi dopo, leggi. Chiunque l'abbia conosciuta afferma che ogni cosa da lei predetta si trasformava in realtà e di conseguenza in avvenimenti nefasti. Ah, avvenimento come? In disgrazia. E parlano italiano. Non c'è da non so signorante. Continua. Ora, stai attento, io stesso attento, ora stai attento. Stai attento, continua. Molti sostengono persino che i suoi due mariti, siano morti proprio a causa di una sua iettatura. Entrambi sono rimasti infatti vittime di strani incidenti. Lui è nato e a tutto noi si sta. Ma buono, va! Complimenti alla signora Cattanino. Ma non te lo hai per favore, no? Un nero. Ma che stai per dire magari un filo, un nero? Non lo saggio. Ok. Chi ha assistito alla sua dipartita racconta che la signora prima di esalare Io sai chi? Chi è che prima di esalare l'ultimo respiro ha chiaramente detto che sarebbe ritornata per continuare la sua opera e ha diffidato chiunque di farle del male anche dopo morta, perché la sua vendetta sarebbe stata implacabile. Io, Leopondo, finito. Vediamo, anzi, signor Subetto, non volessi essere ricetto un da sua mente, né tantomeno non volessi essere un dachetto che capita nella sua disgrazia. Pensa che sono ora con i registi, mi rizzano i calli per da mangiare. E tu non ci pensavi, capisti? Sì, ragione hai, non ci penso più. Però io dico così, per curiosità, no? Volessi sapere, ma come la morivasi? Secondo me, questo sai che fu? Feci una iettatura, da un palo, tornare nel retro e stare siete stessa. Tipo fume, no? Fume, sa per fare un autocolletto, sì, sa per fare un autocolletto. Sicuro. Vabbè, Peppino, sai che ti dico? Ma così ne frega che stai a tanire? Oramai è sotterrata, ma basta, non ci pensavo più. Sì, non ci pensavo più. Come faccio a non pensarci più, Luciatina? Io mi sento scurucchiare, l'ossa mi sento curata, no, ma quello che mi viene a raffreddore, sicuro, perché mi sento proprio che sto battendo. Non è che non ci posso pensare più, c'è pensare per forza. Ah, lo sai che facevi? Stasera, quando ti tocco che ti faccio belli massaggi. A poi i fumenti che dici che ti sento un raffreddore, facciamo i fumenti. Un raffreddore. A poi ti faccio
farsi una bella tisana rilassante di che te la faccio fare solo io, a così stanotte ti calmi e ti scordi tutta sta giornata e domani ti può sbagliare fresco e tranquillo come una cosa, va bene? Aspetta, aspetta, Santa femmina, Santa subito da fare Santa. Mi manda solo un'aureola sopra la testa e poi mi illumina un bello giorno sopra la calenda. Bello, ci vuole. Santa Nunzia Martire. Santa Nunzia Martire, bello. E senti, Santa Nunzia Martire, ma qui stasera, miracoli, tipo, non facessi qualche cosa per mangiare, non facessi Ma certo, Ah, fatto un bel miracolo. bello, che Moltiplicare pani e ciceri. pani e cicci. Allora potevo moltiplicare che faccio? La pasta al forno, la pasta ingrasciata, la fetta di carne di cavallo che a me mi piace, no, pani e cicci. Ma buono fossi. Io non sono una santa di serie A. Per cui ringrazia a Dio per questo miracolo che feci oggi e ti voglio ringraziare. Magari, lei ringraziare. Grazie più, grazie, no, pani e cicci, non vedi? Sogno magari un biglietto su. E ora per favore state calmo e tranquillo, questo miracolo non è niente. Avanti. Vai, ma tieni da panna che stai morendo la fame, c'è la fame che fa quando non ci vedo manco chiudere l'occhio. E vai, quindi vai, insomma che questa bella giornata oggi cacciungo per te magari orbo. Ma Dina, non ci mettere magari tu per cortesia. Gian Maria, ai. C'hai una stanchezza che mi sento sconucchiato completo. Oh, questo paese siamo 4 iatti, ma non io, parliamo in chiaro. Ma mai avrò voluto a questi tanti cristiani tutti parli una volta, mai! Chissà secondo mia, quasi che la anni ora, sì, a pensare ma al comune mezzo gaudio e se non te la lasciamo già paura. Come si dice, che amore senza tutto pare felice, tutto pare per amore. Sì. Ma no, ma che dico, ma io non ci credo a queste cose. Io sono più credente. Io ci credo. Ma in realtà, a mia, il Signore non se la voleva nulla nel cuore. Io ci credo. E allora, visto che ci credo, parlo con te. Senti tu, Ascoltami bene, Visto che sei tu l'artefice di tutto così, ma io dico, ma come fai tutti pare meglio non? Tu a capire che io non c'è una certa età oramai, non sono più un picciotto. Io ti consigliassi che oggi, domani, che magari dopo domani, di non fare preparare più a nudo, ma non dico solamente per me, che così mi riposo, mi rilasso. Saremo tutti più contenti, tutti, magari la famiglia e cose, ma poi tu, magari tu, non ti stanchi mai, sempre che travagli, ma perché ti il mio riposo, no? No, perché la vacanza, come si dice, un po' fare picchiare magari all'altro, anche perché, ma ti non ti prende soldo tu quando travagli. Io ti sto dando un sonno. Hai fame, sì. Ma mi sa po' sonno. Mi sa po' sonno vince la fame. Ma se quasi, visto che, come si dice, il malato è duro da cucinare, ma prima pure 10 minuti. Sì, ma riposo. E così visto si viste. Ai. Buonanotte,
vecchino. Ma così? Che volete di mia? Siete voi il vecchino? O è un sonno o è la fame? Per una strana signora di studiare in euro che entra a mia casa. Ma non sentite suonato. Ah no, non sento nulla. Siete voi il vecchino? Ma voi che siete voi? Che volete di mia? E non lo immaginate? Un bicchino. Chissà quello va più travaglio, sicuro. Domani, adesso a scolare un camposanto è chiuso, domani ne parliamo, che è dormire cagno. Non voglio il lavoro da voi. Grazie. Ma me lo avete già fatto. Io? Ma quale? Ma quando mai? Chi te ne dice? Giusto stamattina. Stamattina? Ma non mai visto qua? Cioè, tu ne hai visto tante stamattina, non c'è funerale. Io non mi conosco, non... Eppure mi siete caduto addosso. Come fate a non ricordare? Ma quella che cascava! Io stamattina l'ho avuta sola a cascare. Cioè, wow, se mi state dicendo... No, non mi state dicendo, non mi detto. Non l'hanno detto. Cioè, ma voi, quindi... No, non può essere. Così siete voi? Alma Gattineri, in puro spirito. Alma Gattineri. Mi sta rompendo. Davvero. Siete qua! Wow, sì! Avete osato svegliare il mio sonno eterno. Ma io non edificio, sto tornando magari wow! Avete lasciato cadere la mia casa eterna. Mi siete caduto addosso. Mi sembra niente. Ma chi te stamattina? Ma chi te? Pure cercate di stare niente, non è caga, poi io faccio apposta. Io non ci trovo niente. Ah poi, wow, sì. Fusto sicuramente wow a fare qualche iettatura. Sì, acqua, un fango, un vento. Basta, state parlando troppo voi. No, non parlo troppo. Che so wow, se volete pigliare con qualcuno, va a pigliare con wow sti fiori e non ci trovo niente. Siete stato un villano e dovete rimediare. Rimediare? Che volete che lo faccio io? Per non fare scusa, non può bastare. Non so che farmene delle vostre scuse. Vorrei tanto tornare indietro, in quel caldo delizioso, ma non è possibile. Ma... come si dice? Politica... come faccio... una bella tesana, una camomilla, queste per riposati. Non basta. Non basta. Per un sonnifero che tu me la portare non basta. Una parecchio ci valium che non basta! Non basta! Dormirio, mi stai zitto! Un dormirio, si dice a voi! Zitto! Vabbè, non parlo. Ma visto che non vi piaceva nessuna delle mie pensate, fate un bello falone a bracciera, così ritriamo l'ambiente da interno, da oggi, siete da sud. State zitto, che ho detto! Oh?
Che volete fare quindi? Ad restare qua? Ma mi piace tanto questa casuzza. È una casa umile, poveretta. Ti devo cercare, che faccio? Una bella villa, una casa più spaziosa. E ti vengo come una zana, a Palazzo Bianchi, ci sono i fantasti. No, mica c'è questa casa. Ma carina, poi, se non si inviti, c'è magari Fedore Buffa, come va a fare a Non restare? ha nessuna importanza tutto quello che state dicendo. Io rimarrò qui finché non avrò concluso la mia vendetta. Allora ragione avevo il giornale. Cadendo a scongigai e cascai su la sua vendetta. Quindi scicatino di denti mandati un mia volare carosa. Ma il maestro buttare lo spirito in sale casa, nome salotto, sbattere dai attaniure. Lei che poteva essere che sta in un barrino. Non è che può fare in un fossetto, ma mi diceva a casa, parla un tanticchia. No. Ma avanti, allora. Wow, sì. Che volete fare? Avete intenzione di restare qua? Non ho mai pensato di andarmene. Certo, non ho mai pensato di andarsene. Oh, mi piace troppo assai sta casa, vero? Vi ho detto che non ha nessuna importanza. State zitto! Non parlo più, non vi guardate, io non parlo più. Ma quindi mi state dicendo che mai a mettere il cuore in pace? Sicuro? Sicuro. Tassativo, non c'è niente che vi può fare cambiare idea. Assolutamente no. E va bene. Visto che come dici tu oggi, ma deve andare poi inquilini. Per prima cosa facciamo amicizia, va bene? Ti piace se ne ramo per esempio che saccio, ne ramo tu? Ma- Ti piace tu? Vai un po' tu. Buono. E senti, per cortesia, sentite però tantica, io non ce la faccio a venire da mia casa l'ospite che sta una ditta, sentite. Non mi siedo, sto bene così. E certo, giustamente la ditta usa un gioco a meglio. Che dici? Come ti dico, cavolo? Ah già, non ci è morte, furavano i fantasmi. Allora, state come volete. Ah, ditta, assettate, a panza sotto, ti sta là, a mandare. Basta che non fate danno. Ma io sono qui per fare il danno. Se no, che vendetta sarebbe? Ma una vendetta leggera, va, tenisti, mi faceste scandare, non ci basta. Io dico che ci basta, ci avanza, io magari ci stupendo. Sono stupidaggini. Minchia le stupidaggini. Ti ricapo come fa? Io, ma mi stava venendo qualche cosa, un cuore mi ha tirato un canto nel soffico. È esagerato. Io non sono che esagerato. Io dico cose giuste per come stai. Esagerato. Dimmi una cosa. Com'è che essere sta vendetta che pensi tu? Non lo so ancora, ma mi farà venire quanto prima qualche dedusa interessante. No, che io non mi fido delle tue ideuze. Per di più tu sto interessante, guarda, non mi fido. Senti, facciamo una cosa, ora io mi giro, mi torno a Furio, e tu non fai cascare un'altra volta, però alleggio. Piano piano, perché come ti disse prima c'hai una certa età, non sono più caruso, e così io mi sciupio, tu ne no, a poi mi salutavo, tu te ne vai, e stiamo a posto. Non è così semplice. Ma perché tutte fare cose complicate ma non battere sempre mia? Perché? Per quale motivo? Tu vai a dire che feci ora ma? Ma come ti vanno avanti a un mare? No, Anacleto, uno dei segretari di Lucifero. Cui? Lo segretario lo diavolo. Certo, con tutto il da fare che c'è lì, mica potrebbe fare da solo. Ha i suoi segretari. Ah, quindi magari Lucifero ora c'è il segretario, che ci spero che non travaglio, no? Ah, tipo, cosa pensa? Tu va a picchia a domare insino e vedere che ci può fare. Tu va a picchia a domaggio e va a vedere che può fare. E tu? Va a dare dai attaniura e un porti a romperci i sacchetti a un povero Cristo o becchino. Funzionerà così? Presso a poco sì, tranne per la vostra ultima definizione, non è per niente adatta. L'ultima...
Ah, certo, non ci aveva fatto caso, certo, ci dici, e ci va a rubare la testa, a dopo fruttiamo un becchino, funziona meglio una così. Non c'è paragone. Ah, che esperto casogni, capisci subito i cose io, Certo, certo. Non sono stato bucato stamattina. No, io a travagliare per forza, come un cretino. Quante volte pranzo come compare mi ha detto, Peppino, stai a casa, stai oggi, non gira a travagliare, ci vai io che sono più caruso. E io no, io sempre presente negativo, congiuntivo e magari condizionale. Devi fare pensare a che può fare ora. Non ancora, ti ho detto quanto prima mi farò venire qualche belle deuzze interessanti. Belle deuzze. Non mi filo di essere le tue deuzze, non mi filo, completamente. Peppino! Oh Peppino! Max! Ah, morti che mi sta prendendo a chiamare, ma da pensare così! Da così mi vuole fare davanti subito! Peppino! Peppino! E che c'è? Ma poi a morte neanche la firma, la dici ma come pare? Ma no, datemi! Però, ma che sei pazzo? Prendo l'acqua, prendo la luce, prendo la luce! No, che te l'apo! Ma datemi, Peppino! Abbraccio tuo sogno! Abbraccio tu! Ah, sì, grazie tu! Datemi, datemi! Degno, stai morto! Grazie, ma che fu? Cosa? Ma chi è sti dura così? Ma che fu? Che è successo? Picchiare! Scandato sogno! Urgina, mi nemici! Ma che è successo? Come arrivai? Suonai un campanello, Ancora così, non fa scandare! Spremiti che te ne scimenti! Spremiti che te ne scimenti! alla fine! Spremiti, no senso, concentrato, non spremiti la così! Che ti è successo? Parla! Andava appunto! Dimmi, parla! Fiato, Nanna! Sono passati, cara, sono passati! Concentrato, che succede? Che succede? Che picchiasti? Che fu? Picchiai! C'è uno male nati, nos! Che picchiasti? Parla! Scusa, picchiai! Chissà che ma pare! Perché sono ambiani luce? Perché? Ora, la vittima me la qui, vero? Non ti bastava io? No, vero? Non ti bastava io? Ti si cava la lingua! Ti si cava la lingua! Ma quale lingua? Mi si cavo io! Peppino, scusate cavo, non parlava a cuttia io, non parlava a cuttia. Parlava un altro. E cucù, guarda, vedi, io non tu stai vedendo, Peppino, mi sa che pure tu mi chiedi la scossa. No, scossa non ne picchiai. Certo, ce ne assomiglia assai, ma non è che picchiai la scossa, no. Ma... dimmi una cosa, grazie tu. Ma tu, Così che hai vinto? ce l'hai dietro. Lo sta vedendo a noi? Così ce l'hai dietro. Dai. Senti, finisci la vicinanza attorno, qua, hai ido alla stare Peppino! Ma qual è che mi gira attorno? Dai, non ti stai vedendo! Finisci, spento l'annuncio! Peppino, parla, io che non ti stai vedendo! Mi stai scattando, Peppino! Cosa, Pini?
Scusa? Sì. Un fantasma alla morte di stamattina, l'hai attenibile. Io lo sapevo, io ne avevo a fare questo mestiere, ne avevo a fare perché io non immaginavo che poi morto si trasformava in fantasma. Non ti preoccupare, ora lontana, non ti preoccupare. Stai lontana, che tanto tu non ci sai sedenti. Vieni qui mia, confiesa la pigliare, tu non c'eri. E allora, scusa, sei una c'entro niente, lei non disturbi. Tu non finire disturbo, tranquillo. No, calma, ma dare una mano a risolvere questa situazione. Ma io non ti dogno né male né bene, perché ti dissi che io mi scanno. Non capivo che ti scanno, mi scanno, non capivo. Ma che stai cercando? Sento. Ciao. Anzi, è un vetto familiare, Peppino. Vetto familiare, ma che significa? Non poteva essere altrimenti. Ma che senti dire? Chi è che vetto senti? Ma sento un fettino morto, Peppino. E queste cose hai un naso io, no? Ragione, e magari io queste cose c'hai. Cosa? Vorresti dire che sono io? Puzzare io? Io, Davide, emanavo un profumo voluttuoso, sensuale, inebriante. Ora però sei morta e fetta, basta. Ma che sta succedendo? No. Ma perché sta parlando con te, Peppino? Non mi stai scandando, Peppino? No, non mi scandare. Peppino, io corpo, ma faccio Peppino. Peppino, io corpo, Tranquillizzarsi? Stavo nervosendo con quello lì. E la vagabonda che stava nervosendo quello lì. Chi su? Guarda, non da picchiare male ora. Non da picchiare. Non si attina, non si attina. Peppino! Ma Peppino! Non ti scannare, aspetta. Che succede io? Peppino! Non mi faccio spiegare, Peppino! Senti, che fu? Senti, ti picchio un bicchiere d'acqua. E chi è il problema questo? Non ne avevo più, non ne avevo! Anche non c'è più acqua. No, il bicchiere non ce l'avevo più, il bicchiere! I bicchieri, e che ti vuole la credenza? Ma perché dico sotto la credenza? Se tu mi fai spiegare io tu spieghi! Seconda, spiego, che fu? Che succede io? Allora,
che mi stava cucinando. E non lo saccio come fu, non lo saccio proprio come fu. Ma come? Che vanno poi a cascano tutti i piatti e tutti i bicchieri che c'erano da credenza. Magari in piatto cascano. Magari i piatti, i bicchieri con i corpi. Un vero servizio nuovo, un servizio che sono costato la vita. Un servizio nuovo. Tu non c'entri niente, vero? Tu non c'entri niente. E non finivo. Allora, spara. No. Ma basta troppo picca, basta. Io lo scandalo che mi picchiava faccio un passai. Ma non mi mancano tutti i gigli interi. Magari uno la assaggia stasera, eh? L'assaggia di chi dici che cascano tutto intero, l'assaggia di chi? La tua vendetta, ammazzata tu. Non so ci spiegare, mi pare una cosa soprannaturale, mi pare un cuore ce l'ha il cannato. Capisci allora che significa quando uno c'ha un cuore nesofico? Davvero. Ma troppo strana, mi pare una cosa soprannaturale. Ma non mi piace in città oggi che devo funerale per tenere, no? Non si attira, ma se pur non tira. Ci può essere mai la Iattanivra, non si attira, non c'entra niente la Iattanivra, non c'entra niente. Allora hai ragione, c'hai, sarà che ne suggestionammo. Sì, sono tutto suggestionato le faccia, vero? Tutto. Ma sempre una cosa, non si attira. Ci provo un po' di testa. Ma tu, Cainza, non verrà nudo? No, perché? Quando sei in sta stanza, tagli, certo buono, vieni a quaccare uno, non viene a nessuno, no, vieni a quaccare uno. No, è tagliare, ma mi sta girando, ma veramente, state bene. Taglia. Che feriste, non si attira? Ma perché sotto il provolazzo? Ma che non ho detto, perché non c'è più tempo di vedere. Non si attira, parla a casa in sincerità. Quando sei un Cainza? Ma da cascata ti scongi come a merendare. Non mi sconceccavo da testa. Quando ne vedi Cainza? Tu e io. Tu e io, non vi ricordo, siamo sicuri. Ma perché qui c'è essere, che fantasma? Ah, allora lo vedi magari tu. È vero, ma sta scherzando davvero, non ce n'è fantasmi Cainza. Ora c'è un fantasma. Prima ci hai provato con quello e ora con tua moglie. Ma vuoi capire che puoi vedermi solo tu? Che siamo ubriaca, vero? Bello. Secondo me oggi tu sei troppo stanco e perciò sciaviti per sciapare. Perché c'hai tagliata nera che ti fissasti e ti mi con accanto, oggi li vedi. No, non mi vai a vogliare a Ah, sei già però, facciamo così. Dici, mi cascano in terra. A mezzo a tutti i vigia io la puoi fare. E per forza che la puoi fare. Però noi abbiamo mangiato stesso. Caracissi, su qualche roba per E me. allora facciamo così. Io c'hai un po' di pane, c'hai un da bagno. E mo dai, che non mancano mai. E questa sera ce la così. Vabbè, che ne contentiamo le chissà. Mi va bene. Sì, va bene, è un burrello magari. Che prima mangiamo e prima andiamo a cuccare. Sì, a questo ne basta più veloce. Oh, io come io, Panalì, ma almeno chiesto però farli mangiare, ma allora senza stendere, tu, sei in butta, farli mangiare almeno chiesto che stiamo morendo la fame. Ai. Signore, scusaci. Sogno sempre io, però vale tutte le volte che non ti chiamo mai, che non mi dico mai niente. Mi vedete? Io dicessi, il pensarla tutta Lidia, sta cosa, solo tu ci puoi, perché che situazione che c'hai? Penso che tu ti stia rivolgendo alla persona sbagliata. Ma perché mi stai rivolgendo alla persona sbagliata? Quindi, che io quando non hai bisogno, sembra io che chiamo, le cose me le rispondo sempre. Sì, ma qui non è questione di competenze, di chi sia il migliore. È questione di interessi, io non ero
Lì. Lì. Ah, quindi tu mi stai dicendo che io mai a rivolgere a chi tu... Che va bene, che sono serve. Facciamo sta cosa. Ehi! Tu, mi senti? Mi senti? Aiutami, ti prego! Chiara! Come ti chiama l'atleto? Chiara, da volta stai a tagliare, per favore! Non già partita! Anche non ti senti! Chiara, per favore, cortetilla, che non già partita! Non mi risponde a nulla, caso! Non c'è più surdo che non vuole sentire! Arragletto! Ma tu sei sicura che vai a rivolgere il cassotta, vero? Certo, è ovvio, è matematico. Ah, è magari matematico? Signor matematico! Signor matematico, mi senti? Signor matematico! Pipì! No! Ma cucco padre, come che dove sei? E che c'è questa mica donnetta? Stavo facendo da nicchia esercizi per la schiena! Ma guarda come gli esercizi che tu magari mi fa così, dici che c'è l'agito lattico, ti stai scendere fuori, esercizi tu! Stava... Ah, vedi, parlo delle conquiste, ma tu sei troppo sciolto, troppo, non mi punti giusto! Io, Nunziatina, non ci fare caso tu a me oggi non la stai perdere. Usaccio io che tu hai a fare. Vabbè, chissà, non ti preoccupare. ma fame, te, aiutami a parecchiare, che forse ora avrei mangiato, vedremo. Capiremo suora, è ora di mangiare. Ma sei un metti. Stava potuto mangiare il calcello morto, E che fanno tu? Così gira la croce, immagino. Ah, sì, si faceva così la croce. Dici così. Pronta? Sì. Ah, su può vivere in da bottiglia, cannaretto, perché bicchieri non ci sono. Vabbè, non ti preoccupare, niente, naturalmente che ora mangiamo. Sì, qui la pizza. Stavolta non ci faccio staccare, Uita, vero? Fare sempre gli stessi scherzetti. Certo, si può mettere mai a fare questi scherzetti. Stavolta mangiamo, mi sa che parliamo troppo presto, non Nunziatina, non mangiamo stavolta. Ah, non si insiste la suonare. A cazzare, Ah, mi scusi di vari, ma non va più qui. vai là, avanti. Avanti! Tu, ca! Ma che ci fai? Su, lascio l'aria! Ciao, Vittoria, me ne butti, zazzi! Ma che succede? Guarda di casa, Te ne fuisti? Io ti ho riscazzato un la stavo su, lascio l'aria, ca! ma che capisci ragazzi queste cose? Sono del tutto superate, non come ti capisco. Poi mi domani se deve arrecare, ma come sanno? Mi sono da arrecare caso io. Se ti fossi dare mangiasti, ti facevo qualche cosa perché tu cacci oggi. No. Ma mangiare? Grazie, ho già mangiato, devo segnare. Furba qua, Vittoria! Prima si limpia la panza e poi scappa ora a casa, Vittoria, senti, tu mangiasti, Però vedi che noi oggi siamo ancora di uno e visto che c'avevamo fame, noi andiamo a mangiare prima che qualcuno ci pensa, quindi state dopo, aspetta, a poi quando terminiamo ne parliamo, buona me raccomando. Che modo quando sei scarpato tu? Oh, io c'ho fame e ci permetti a mangiare. Ma, Oh, Ma che c'ha? niente, scarpe. Tu, guarda con me, che c'hai? Che ti succede? Allora, vostro figlio, mio padre, è diventato insopportabile e mia mamma, scansata dei signori, non ne parliamo, per favore. Ma perché? Che figlio? Ma che figlio? Non vogliono lasciarmi fare le cose che voglio io. Pensano di avere al posto di una figlia un cane da tenere a guinzaga così come giocava. guarda, proprio io stasera sto male. Senti, hai sciugliuto. Non potevi rendere romani. Stasera non passai oggi stellini, ci mancava solo tu, ci mancava. Hai ragione, ma ormai non potevo più trattenere il mio spirito
spirito libero. No, io non ci piace gli spiriti, Dai, non ci basta, ci avanza e ci assupregna. Va bene, Mucca. Questa sera ti vieni a costiamo. Ti do a me vabbè, con l'auto, sei contenta? Ah, Peppino, senti a me. Però, cioè, facciamo una chiamata di tutti i direttori che se non che ti preoccupano. Chiamali tu, avanza. Ma che c'è? Ma non trovo più tu, no? Vedi che stai parlando? Faccia Vittorio, io sogno con Vittorio, chiamali tu. Non sei via, ragazzi, sarà un po' vivo, molto, tutto pare consegno. Ma arriverà un momento che mi vendicherò. Arriverà. Ah, Un numero te lo ricordi? un ricordo, tranquilla. Pronto? Pronto? Minuzzi, non faccio sogno. Come tu faccio poi? Io uno Sì, usa che è tardi. Sì, stavo mangiando. Ah, vuoi che ti manasco? E ha detto. Ma non vuoi? Senti qua, no? No, non succede niente, non mi preoccupare. Ma aspetta, fammi parlare. Ma no, perché è caro, è scappato. Sì, tua figlia Vittoria, vende il caro. Sì! Mi sta schifo. Ma fa parlare. No, non c'è bisogno. Calmati. No, non c'è bisogno che mi passa tua moglie, per cortesia fammelo che... No, non c'è... Sei nervoso. Capace ma tua moglie. Non l'avevo scrivetato prima. Ora non mi ha potuto. Non sei tu, c'è buonasera. Pronto? No! Cai tua figlia, non parla così. Che dissi? Candili staccata come alle cani. Fate schifo, fate. Sì, dici che c'è uno spirito libero. Ah, c'è uno nella testa spirito libero. Vieni! E a te ti picchio un cuore. Non ci può più tornare a casa a Cialdini. Dici tua figlia che non ci vuole tornare. Bene. E a picchio magari ha apparato un tuo culo. Sta arrivando. Senti, lo sei tu, ascolta. Ora è tardi, si dice tardi, non ce la mamma. Io ti va a cuccare, per stasera resta a Vittoria, sì. Io ti va a cuccare che la notte porta consiglio. Sì, a voi domani ne parliamo, va bene? Domani ne sentiamo perché venite voi. Sì. Sì, ho capito. Io ti va a cuccare. Ho capito. Ma io ti va a cuccare però. Ma che ci sono da fare? Non sono morta, tua onore. Avanti! Lascia vedere la tua nonna, vieni con mia! Tu va a fazzoletto! Avanti! Tu che fai bene? Ti parlo ancora passa. Vabbè! Avanti! Buonanotte. Ciao Petra, ciao. Sì, picchia su. Scusati! Ma non mi fare il massaggio il sottotavolo, scusati! Ma come potremmo riscudarsi, scusati! Oh! Bene, me ne puti, io passo un secondo piano. Secondente ora! Un po'! Ancora tu non sei sazia, vero? E poi... Trovasti l'idea un ideale, vero? Bella! Prima non mi chiesto il braccio tu. Ancora non mi sti bicchieri e i piatti e facessi tutto paracogliando. E ora magari me ne puti. Bella, vero? E chiesto perché? Mi piace restare sola. Ma vedete? E insomma che fai? Che fai? Fidarmi. Non sperare, e che fai? Che vuoi fare? Cosa vuoi? Anacleto! Picchiettino prima che viene da mano, Anacleto! Per favore, picchiettilla! Portetilla, ma oggi, non domani, ora bene! Non mi senti! Senti, Beda, facciamola così, io mi
stai in a cuccare, Però cerca di fare più dormire tranquilla stanotte. Perché domani mi aspetterai un'altra pesante, vieni miei figli, da giocare di menore, per cortesia, e quando me lo spiglio, fammi la sorpresa, ricambati il barco e te ne vai a casa, va bene? Mi sembra difficile. Ti sembra difficile. Il mio compito non è ancora terminato. E per forza la terminare. Come scrivo, dottore, tu scrivi? In un certo senso. Senti? Spiegare di nuovo bene. Devo portare a termine la mia vendetta. Sì, la tua vendetta. Non sto del tutto bene. Ma tu la stare la tua vendetta. Senti, io mi stai a cuccare, Ne vedremo domani, mi raccomando, fammi riposare. Buonanotte! Buonanotte. Che dicisti? Buonanotte! Mi augurassi una cosa buona mia! Mi sono distratta un attimo. E ti stai più spesso, figlia! Capire che fa piacere la volta che tanto fatela sentire! Ne sentiamo domani! Buonanotte! Nunziatina! Nunziatina Massaggi! Nunziatina! Che nuttata che passai così, Mi buttaio e mi furiaio tutto il tempo, senza poter chiudere l'occhio poi. Non dica assai, ma me ne erano venuti. Niente. Mi giravo, mi furiavo. Niente. A testa tutta, passa all'aria. Niente. Ogni quando stava per negare, niente. Non tornava a sparare. Pare che c'aveva gli occhi, la puttana così, pare che ma uno mi si sticchine va uno. E poi mangiavo e mi chiedi, mangiavo con una sonata, sapi ci si rannotavano tutta la notte. Anche se non mi ricordo, Nunziatina non aveva rubato mai la sua vita, giusto? Sarà, ci mancava magari sta gran sorte di sta cacciare ora. Pare che ci hai martellato un dolce di detto, detto. Oh yeah. Oh, madonna la casa! Passate bene la notte? Passate bene la notte, fu chi viene narrata ancora, vero? Passate bene la notte, non solo che viene qua, gli rompi i sacchetti, mi picchi magari i fondelli per andare altro, guarda. Dicevo tanto per dire. Sì, tanto per dire. Ai. Non parlare più con cortesia. Stamattina c'ho un diavolo per capello. Che bello, potessi averla anch'io! Guarda, su voi, tu ce ne vuoi venire, non me ne faccio io i problemi. Ai. Anacleto! Ma ancora non l'ha portato! Io che pensavo un miracolo stanotte, miracolo oscuro semmai. E certo, miracolo oscuro. Boh. E santa pazienza, che volevo fare? Di già, E secondo te come avessi a chiedere a costire capo a mattina? Bello e fresco come una rosa? Ah? Tu non già triste più? Mamma vuole stirare più sta santa pace? E tu ti sei fidato delle mie pseudo promesse? Bene. A me chiedevi tanto male. Ci aveva sperato a dire la verità, ci aveva sperato.
Ma scusate, tutto all'improvviso, una botta di generosità improvvisa. Hai sperato male, caro. E me ne accorgi che hai sperato male. E so, ieri io era stanco, e io, che oggi, sogno sconosciato, completo, quasi, ma sì, quasi un milione oggi, e non ci vai a trovare, mi piglio bello io non riposo, anzi, quando ci va a dire a pranzo, così sì, che meno male che staccare faccia, ma così non esce dalla casa, perché io di certo non vieni più, dopo che succedeva ieri. Sì, ora ci ricco, perché io a casa la voglio lasciare in mani strane. E perché le mani strane sarebbero le mie? E come ne disse qualcuno, tu lo hai detto, è vero? Quando... Razzo, ma tu cari dalla porta che si intende, ma che succede? Non voleva sapere come ha venuto questa storia. Sasi come delle persone, come terminava questa storia. Ma mi scandava a suonare perché pensava, ora torna solo e torna a picchiare scusa. Sasi. Ma no, non si ne parla proprio, io me ne voglio venire. No, resta. Non mi vuole alzare. Hai un po' di tempo, io me ne voglio. Sì, Io ti spuntavo ora sto cuore tempo. No, ragazzi, che stiamo ragazzi, guarda proprio. Mi date il carro. Ma per molti altri ci casca, come mani. Peppino, ma sembri Cae, mi si irrari che fanno smessa. che un niente, Peppino. Non ti preoccupare, non ti scandare che ora è lontano. Non ti preoccupare che è invece lontano. Io mi scaldo, Peppino, io mi scaldo, quanto mi ha fatto Peppino? Non ti preoccupare, sta per non si fucanacchia, poi scaldo. Non ti preoccupare, non ti scandare, che ora la cosa adesso tempo, non ti preoccupare. State calmo. Io non arrabbio, io mi scaldo e poi. Scusa, io ti chiamai per dirti una cosa. Vedi che io oggi travaglio, non ci vengo. Sai com'è? Resto qua per sovraintendere la situazione, sai com'è? No, a mia moglie, ora dei miei figli, per ora non avevo più la stanza. Giù. Ma fai come vuoi. Che tu, mamma devi finire, perché io ho fatto strada. Ma tu devi stare qua, ma fare compagnia, Trizio, non ti preoccupare, vai a stare qua, resta con me. No, io me ne vai, io mi scando come da lei. Capiamo che ti scarichi, però ora state qua, per solidarietà. Ma solidarietà, Peppino, morivo. E basta l'anima solo, morivo, basta che non diventa fantasma però, No, i fantasmi sono orribili, schifosi, terrificanti, e io ti dissi che mi scaldo. Cosa? Non scavatare, Io sarei orribile! no, ma le mia sentiste male, Di cosa? No, c'è perché essere un'indifferenza, sicuro. No, che pure ti cacciare i motivi. Ah, vieni qua, che ti innuppare. No! Io ho sentito benissimo! Io sono stata offesa da questo bifone! Io, che da viva ero così sensuale da avere tutti gli uomini dietro la mia porta, la vita! Io, che ho sposato ben 2 mariti, e se ne avessi voluto, ne avrei potuti sposare altri generi! E la vostra stirnicchiata tutta in cielo. La vostra basta, non ti ancora, tia. Ma la vostra casa, Ma sono un ciclone, un uragano, non una tovaglia! Ma che tu?
la benedizione. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signorozzo, benedici sta casa. Per favore, mio marito che impazzì, un scivo pazzo che cane. E ciò per il solo tu. E cortesia, perché io non già posso fare. Per la secchia, no? Ti viste, disgraziato! Aiutala a stare ferma da stare! Che sta dicendo? A fare la stare. No. Se c'è la stare. E poi va la cena, cuccioli ci sta mia, oh! No, ma non parlava a puttiare, iniziatina. Non parlava a puttiare. Se tu sei imbriaco il primo mattino, dici tutto lo salare e poi mi giuri sei imbriaco. Non sogno pazzo e non sogno manco ubriaco, non iniziatina, non E sei... allora che c'hai? A tu non ti preoccupare, pensa a fare che tu che stavi facendo che a me ci penso io, non ti Ma preoccupare. gentilore, non mi preoccupare, tu ora mi ingiuri e io non mi preoccupare di te. Ma se può sapere che c'hai da ieri che sei troppo sciato? A sera c'era la scusa, va bene, che eri stanco, ma oggi che fa? A sera i dolori non ti passare? Che effettivamente con tutti i belli massaggi che la vacista era, vero? Ma tutto così, ma poi che vuoi? Ma succede vittoria! Certo, io passo in secondo piano. Ma certo che passa senza colloquiare, perché i lavori sono ciavi sempre abecedenti. Ah, certo, che non riesce a c'è la presidenza, Sì, ciao, abecedenti. Non si ha, lascia perdere, non mi fare dire male parole in pure prima mattina, per Oh, ma favore. se può sapere che c'hai, ma ti musica, la tarantola ti musica. La tarantola? No, ma ci adesso mica assai la tarantola. Ma si capisce, bravo, perché io non già. Tu pensa, vattene da panna per queste cose che a mia ci penso io, tu non ci a pensare a mia. Mi raccomando però, Che? occhi aperti. Occhi aperti, ora chi sente dire occhi aperti? Senti dire occhi aperti e basta. Tu lasciami Chi stare. sei misterioso, giornate, chi sei misterioso, occhi aperti e va. Occhi aperti. Oh, c'è per me. Scusate, buongiorno. Buongiorno. Che bella dormita che mi sono fatta stanotte, tu non ci puoi credere. Che invidia. Che invidia. Solo io passai la notte d'inverno, Cainza, vero? Non sei contento? Muta state, tu da stare muta perché se mi trovi un bavagno con un asco a sudare. Io, Cainza, hai un verno quando c'è un verno. Ma potessi averlo anch'io. Vai, non ce ne volentieri su voi. Ah nonna, sono troppo felice, tu non ci puoi credere, voi sì che mi capite, no come comunque. Starei sempre qua con voi. Comunque, sai che ti dico, sono talmente contenta che ti aiuto a fare i servizi. Ma che tipo di basta che non ti mandi soldi? E ti vendi, sì. I da fare i tratti fummeretti e i da pensare cose da fare. Pure un'altra volta però, per cortesia, facetemi contento, tutte e due. Occhi aperti, Occhi aperti. Mi raccomando. Va bene, ne stiamo in, ciao. Occhi aperti. Occhi aperti, mi raccomando, occhi aperti. Di nuovo soli, Che stiamo ubriata, Ma sono condannato a stare solo chi mi pensieri. Sei noioso. Meglio noiosi che dannifici come Mattia. Perché te la prendi così per un paio di scherzetti da nulla? Ma con quale coraggio mi chiami scherzetti da nulla? Ah, via, non essere esagerato. Esagerato? Stai divertendo un mondo. Io non mi stai divertendo. Mi chiama scherzetti da nulla. Ora sai che ti dico? Ora mi metto magari tu. Sì. Ora volevo magari questo spazio. Scherzetti da nulla, Scherzetti da nulla, Lo sai che ti dico? Ma sotto Rugno, per esempio, una bella bagnatetta. Che dici tu? Chi sei bella, è tanto bella fresca. Non ti azzardare. Ma come non ti azzardare? Chi sta venendo lontano, venendo nell'urtisi? No, non lo fare. Ma come non lo fa? Io non scherzetto da nulla. Amore, ci stai tu che ti piace per scherzetti da nulla. Prima ti mettesti tu, che ora come ti metti la mia, no? No, ti prego. No, preghi! Tu preghi! E che c'è sto coglione così? Chi se la prenderà cannavazzo, sì? Vabbè. L'hai voluto tu.
senza di me non puoi lottare. È una battaglia d'arminico. Io non lo so come a fare. Io non lo so. Oramai tu mi porti a rovina. Anacleto, tu spii per paura, Anacleto. Portati la chiara. Ma quello che mi viene in colpo. Ah dai, non essere sempre esagerato. Ma tu che esagerato. Io c'era una certa età. Ma quello che abbiamo fatto mi viene. Come minimo, pigliamo l'ascensore, un cuore, guarda, che sopra il chianato. Ma cosa vuoi? Farmi intenerire? Sai com'è? Ci voleva provare. Tanto non ci riesci. E me ne accorgi. Tu sei maligna. Tu sei senza cuore, c'hai il cuore nel mezza. È inutile quantrizia e fai cannola. Usando e ti marure, non zucca. Usando. Tu usando. Stai attento a che tu capisci. Che se per caso ti senteva io, tu, non Anacleto, io, tu, come minimo ti formerà. Ita, non sa. Volevo solo dirlo a modo tuo. Diciamo che sono scese ai tuoi livelli. Semmai tu acchianasti al mio livello, perché tu prima eri da sotto, ora sei da sopra. E guarda, ci sarei rimasta là sotto se non fosse stato per qualcuno. Ma che sei una mia, ti potevi restare da sotto, ti facevi i sauni, il bagnacato, che tu che volevi. Non quando mi stai da sopra non mi rimane la testa mia. Pipì, cercate di darci una mezza rizziccata, da? Ma mi scura solo cuore a casa di la cucina, tu mi aprire le biscotti e impete patate. Impete patate. Ma ingumati da monnizia, che ci c'è la storia che le picca di Anche ho cercato di fare qualcosa. Allora, ho finito. Ho messo un tappo al rubinetto, ho buttato l'acqua dal balcone, alla lavatrice. Se fermavo, ho fatto stiro. Magari faccio un male con... Ma la tua camicia mi dispiace, ma... Hai capito? La superano. Ma io però non sto potendo capire come le succedono tutte queste cose. Giusto e nuovo in questi giorni. Mi dà come l'impressione che tu non ne pensa sempre. Non sa dire, state tranquilla, che ne pensa qualcuno, non ne pensa, e come se ne pensa qualcuno. Ecco, chi sta qui se non ci ho pensato, vero? Chi sta tu fusta? Ma senti, non è che hai a Tanina. Hai a Tanina, non si attina. Ma può essere mai a Tanina? Può essere mai, non è che pensa, che fa così. Ora mi sono quello su casa e già va. Oggi la mia... Ma poi come facciamo già se non ospite? C'è tutto un manicomio combinato così. Senti una cosa, Vittoria. Qualcuno da panna a mandare, che io va a capo. Arrivo! Madame, sento io per fare i conti. Avanti, forza. Vittoria, occhi. Arrivo. Oh, Gesù! Buongiorno, Vittoria! Buongiorno! Guarda il mondo delle menore, e c'è, non poteva lasciare mai con la mia figlio. No, ci pareva che sono rubato, vero? Avanti, va, che stamattina mi sento vago. Avanti. Io del cane, mi scombo! Tu vai a venire con me perché io sono una macchina! Lei mi davanti e la devi prendere un Stai, Vittoria, non ti giocare avanti, oh! Figlioli e figlioli, da morire calmata, ma che modo di fare questo? Giusto, dice Tommaso. Picchiate la senza e il vostro tasto. Le vostre taste. Manco un vasco, manco un buongiorno, buonasera. Subito a fare il portello. Allora, picchiate la senza e il vostro tasto. Tutte e due. Cazzo. Scusa, papà. Sì, scusa. Sta storia qua mi fece perdere volumi. Chiara, sentiti e cercare di trovarlo su. Sempre se qualcuno permette, giusto? Oh, non mettermi in mezzo. A ti andò a mezzo, no, prima fila, che portare a bannetta. Allora, ti spiego io. Vittoria e Sira quando venne qua, mi dissi che non ci volete dare manco un poco di libertà, figliola. Che ci contassi, Carogna? Che ci contassi? Solo perché non ti conveneva. Certo. Mi rissi che Whatsapp 2 ha diritti staccata come alle cani, schifo! Sti cose ci contassi. E dicillo che ti cadi ma soppa testa. Dillo forte e chiaro. Forza, dici il dono. C'è auto non? Dimmi, Andrea. No. Dimmi, avanti. Mi voleva fare un tatuaggio. Signorina Betta, dillo più forte che non ti sentivo tutto.
E infatti niente sentiamo. Mi volevo fare un tatuaggio. Tatuaggio? Sono a fare in cuore con una bella freccia rosso come poco cazzo, ma non lo petto, pigiunta. Pigiunta! Ma un po' non se la fa, sono posto, no, Brava, Vittoria, brava, rosso fuoco, davvero una bella ma non scelta. si cambia la nostra discussione. Ho espresso la mia opinione. Non me ne sarà la tua opinione. In grado. Non c'è che ti dico. Sentiti, mica finirò calma discussione. Completi lo discorso, forza. Volevo farmi un altro bucatore, uno solo. Uno solo se andava a fare. Solo uno te ne va a fare. Se andava a fare quattro di salatata e quattro di chista. Uno un donato. E uno una panza volevi. Un tabù che si voleva fare. Formaggio svizzero volevi. E come? Si vuole fare preciso. Come state a fare? Capite che vuole la casa che Non difendere tu papà. che se la difendo io, che ci stanno a fare che sono nonni? Ah, Più per rovinare i nipoti sono. perché io la ruina no, mi parleremo che io stavo da ammazza qui sei incapace, oh, per forza. Qui tu Carmine e Carmine. Non ti ci metti magari tu che già a casa, non siete abbastanza ereggi. Calcetto, con tutte sto copertura, ma anche domani che diventava io non mi stai divertendo, quindi tu stai da molto. Ma io poi non capisco perché ve la prendete così tanto, ce l'hanno tutti. Senti, specchio spicchierino, lei, su tutti i senti, non ti fai. Che fai? Perché tu non hai tutto perché? E non mi stai dando a male. Ammazza, ti stai chizzando. Secondo me questa sciata non sapevo che te la fai dopo. Se continua a fare così, non sapevo questa specie di amici che hai. Ma spiano che i miei amici non stai capendo. Ma c'è sempre ritto, non mi piace. Su, tutti i soldi su. Cioè, tutti i giangiari, che ci vengono da ricchi, Donati. da avanza. La panza, purita. Si chiama piercing. Piercing. Mi è che si chiama? Piercing. È la moda. Il giornale. Il giornale? Il giornale. Sulla pagina delle volte, sai come E perché? A me ci devi andare. Che non so belle. Certo, non discutiamo di chi. Si fanno blu, neri, pare che si incasciano i cascioni. Siamo pensato, preciso. E perché parlare di capire? Certo, non discutiamo magari di Si chi. fanno una sciscia russa, Una verde, una fucchia, una gialla, una celeste, una blu. Guarda, non è tutto, guarda. Ma mi piacciono un sacco i capelli così, quindi sta gamma che prima o poi me ne faccio pure io. a passare prima sopra i cadaveri. E magari sopra mio, Oh, manco la cani, oh. Vittoria, scusa. Su passi il nostro cadavere, però. C'è che non ci cascarezzo. Stavolta viene una fantasma, dietro qualche lato, e un sicurone, un scopo. No. Ora tu mi dai una spiegazione. Ma che dici? Niente Che dici? dicisti? Dici cose che non hanno senso e magari malignità. E sai come non si attira? Con pratica con un zoppo, alla non zoppia. Vedi, questo è un zoppo, io sono sto zoppo, questo. Non si attira un zoppo, non si regna, braccio e non si manco tu. Ora guarda la cottia. Vedi come si vedo, vedi? Vedi, la sera che è così. La sera era stanco, ma magari magari. Ma oggi, no, vazio totale, diventavo acido, dispettoso, proprio come un fantasma, è così, peggio di un fantasma. Sta temuta che accarezza, c'ho parecchi sentono. No, non ci fare caso. Mi dà la paura per sparare minchiati, capisci, ma chi può dire? sempre giusto, anzitutto che giocava a capire. Ma poi non è che era io l'argomento della discussione. Non avevo voluto tutte parti con tua figlia, a chi ha fatto con tua figlia? No, c'è delle ragioni. Tu, caro, non ragione mia. Io che stavo a scrivere in opera del mare, caro. La discussione si sta facendo lunga, ma ho un problema resta sempre lo stesso. Vittoria, arriviamo a casa, forza! Vai a casa, pigliare. Non è messo un uomo di me, capisci? Santa figliola, ma non capisco perché sia così dura. Tu, a vedere la casa, perché tu a posto, con tuo madre. E con tuo padre. Vabbè,
Sto seduto di sta seggia? Forza! Annaghi! Ora non devo dire vedere più! Marcia! E comunque, anche il modo del bellino. Basta! Oh, non voglio sentire più io! Forza! Non voglio sentire più una parola di stavolta! Forza, Morini! Dai, forza! Dai! Dai, Dai, su! Mi disse no e no e no, te cavate voce. lo faccio dire io no! A casino colpi! Forza! Ci vengo solo, se mi fate fare quello che ho detto. Non si ricorda proprio per te! Ma così tempo mi indecci! Cammonina! Ora basta, eh? Ora mi stai sentendo più bene. E ora che gran sorte e bordello che stanno fanno per quattro portusa e non la data nove. Tu sei non so quanto ma sotto! E la tutta momento, non era semplicemente una fantasia! E quindi, E infatti una volta che fai non se ne vai più! chi Luca è, una cosa era così. Gesù se ne voleva tu fa. E allora che succedeva? Che c'è quella mondiale. Sti cosi non la dire! E lei chi pensa? Caso ci facciamo fare tutti sti cosi ne fa una più peggio dopo! Non ne fa peggio. Ma così non morto, me ne stai capendo? Io sono una brava ragazza, ho bisogno di più spazio. Spazio! Spazio! Non spazio un cuore ti faccio fare! Giusto, giusto! Tu c'hai bisogno di una bella raggezzata e non come sul frutto di tomaci che hai No! Ma che sei chi la scopa di vita? E qui sto trovando dopo faccio ciò io ammazzo. Ci parli di male! E che siete di noi chi? Che siete di noi? Se possiamo drizzare un po' dare come pesci a me! Lo Ora basta, eh? Ora mi stai sentendo più da me. Tu andiamo a dire che male ti feci, me tutti, me ne puti, me figlio, me nora. Anzi no, a me nora può fare che tu lavoro. Ma l'altro no, però. L'altro cosa c'entra? Io hai scriturato tu, ma con mia te l'ha picchiata, non quindi. Sai una cosa? Mi piace vederti sempre infastidito. E a me no però, e soprattutto non mi piace vedere sciarriatini in same casa. E invece è così divertente. Non è divertente, ma poi a tia che te ne viene una sacchetta che te cangia. Tanto quando smarresti, che dai uno scopo per il saletto? E come è possibile? Cagate se ne caete nell'auto. Fa piuttosto scomodo. Cioè non solo vedere un sacchetti, sfatti batterita, se stai scomodo oppure no, è vero? Oh, stai diventando insopportabile. E che vuoi, un tuo riflesso, Ma poi la vita. La vita me ne può che sta ciancendo. Da faccia con occhi cianciolini. Ma non mi fa bene. Ma che fa, non parli? Se si cana la lingua, te si cana. Non parli. Ma che sai, c'è una medicina che si è perduta, che ci avvenisci, che cancia opinioni, che ti scarica di dire qualcuno. Ma ti scarica di dire qualcuno. Tu non mericisti che ti posso vedere solamente io, ti scarica di dire io. E allora ti faccio una cosa, tu fai che tu affari, io stai qua e stai pure oggi chiusi. Avanti, tu fai che tu affari e per la situazione. A sta fanno? A fascisti? Va bene, vinto tu. Oh. Ma togliere le mani dagli occhi perché tanto non mi servono né di magia né di incantesimi. Avremo scelto. E buona mammicetta, sai che facciamo allora? Se tu torni a casa con noi, ti permettiamo di fare buco solo uno, sì, uno, e su proprio poi un tatuaggio facciamo magari picciridito e una parte più bugiadetta, però ma promettimi Carangecchi e non vedi più i tuoi amici, siamo undisi? Giusto, ce ne sono tanti in giro i bravi figlioli. C'è ragione, accetto, basta, Dammi un bacio Ma scusa! Vitamino un fici! A partire di qualche parola di chita magica, di danza di dinzi. E brava! Brava fantastica, brava! Dei complimenti, Come? non è il caso. Ah, non sta tanto che fa una cosa buona, quando te la picchiare, te la picchiare.
Oh! Finalmente si è risolvita sta storia. Avevo fatto una tragedia greca e poi ci ho potuto innallattare. Brava, non mi preoccupare. E state tranquilli, che a me ne puti. Magari cacciato quattro puttusa, innallattata no. Venga, E venga adesso. Venga. Bravo. Bravo. Scusatemi, ma oggi devono disturbare. Ma che disturbo? Volete mangiare il No, non disturbate voi, non disturbate mai. Quando mai? Avanti, Avanti, ciao papà. Mi raccomando. Ciao papà. Ciao Peppe, ciao. Fammi per salutare. Certo, mi vado Vai, vai. vecchio. No, sai come non sbaglia a parlare, dici. Vittorio! Ciao, ciao, ciao. Avanti, Vittorio! Avanti, ma la nonna corre per una Visto che ti buono, mi aiutassi, qui siete cattucciate! Avanti! Dimmi, bravo, 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 ciao Candia. Anche se non più. Ma no, ci raccomandai, a me provo, ci raccomandai. Ah, meno male che finivo sta storia. Perché io mi stavo sentendo di papare andussicata. Ma poi, mamma mi aveva capitato che così si sciarriavano, ma che una scemenza. A Vittoria, certo, so che dica su, ma l'hanno tenuta sempre qui. Sì, menora. Magari che da Cae l'ha cresciuto che è una bellezza. Sì, così giusti. Sti così, sono più sane come mi passano un fulmine a ciel sereno. Sì, non fulmine al ciel sereno. Però diciamo che ora arriva un bello tempo. Terminavo di giornare, di lambiare, almeno speriamo che terminavo di lambiare. Ma che stai dicendo? Ma quella c'è un su, quale giornale la mia? No, parlava io prima pensieri. Tu non ti preoccupare, tu pensa tu che io penso io. No, tu mi spiegare le cose più come sono, più fine e più secche. Ogni volta dice una cosa e poi non ci fare caso, non ci fare caso. Iniziatina, tu state tranquilla, Cristi. Pensa che per me sa pensare qualche cosa, su Ma che cosa vuol dire a mia? Non mi spiega mai niente e faceva così meglio che me ne vai a fare la spesa, perché se non va oggi finisce a schifio. Va a fare la spesa, mi raccomando, stamattina. Un modo senza mai spinta un tempo da Ale, vado bene. vedi che come nasce? Che ora le mogli mi piglia magari per pazzo e malalucato. Ma cosa vuoi ancora da me? Ho sistemato tutto con tua nipote, non ti basta? Per te ho intaccato la mia onorata carriera da iettatrice, nella speranza che non mi costi nulla. Tu state tranquilla, che non ti costa nulla, state tranquilla. Spero tu sia venuta a prendermi! Sono stufa di rimanere qui! Questa vendetta ha perso il suo fascino! Non mi divento più! Ma tu così? Che ci fai, Cainza? Vuoi che te la più? Io non si suonare alla porta! Ma come? Non hai fatto altro che chiamarmi in questi giorni? Ah, ma allora voi siete... Sì, sono Anacleto, il segretario personale del diavolo. Molto piacere. Piacere! Ah, ma che caspita sapete? Io capisco che adesso sta bruciato, ma non pensavo era così! Ma devi me la curiosità arrivata a sto punto! Dica pure. Ma guarda sutta, con tutto il fuoco! Ma non diventate mai carbone di uovo, si deve bruciare! No, il nostro è un fuoco speciale. Brucia, arde, rivampa, corcoglio, ma non vuole. E ci si sta davvero bene. Vuoi provare? Ma manco morto, guarda! A noi in effetti vivi non ce ne stanno. Effettivamente vivi non ce ne sono. Comunque, io mi conosco su la questione che si me ne stocca. Visto che oggi, come resisti, si esistono tutte cose, non c'è bisogno che mi replico, che mi torna a spiego, e mi facete contento. Ma puntata sta di una pezza! Certo, io la sua chiamata l'ho sentita. E voi, se ne vuoi veramente te! Che da chi? Oh! Tu devi stare muta che sei una cucca, che
venire qua su, neanche per il segretario personale del diavolo sa. È tutta una questione di burocrazia. Di chi? Di burocrazia. Lei deve sapere che noi, per venire qua su, abbiamo una lunga trafila da fare. La firma del capo ufficio trasferimenti temporali, il bollo del direttore dei rientri, il lascia passare della polizia invernale, l'autorizzazione finale firmata da lui, da Lucia del persone, il visto della dogana. Ah, dimenticavo, la visita medica dell'ufficiale sanitario. Non tutti possono sopportare il clima torrido di qua su, sa? Tutto sto male buono, ma non può come la sanno, ogni mondo è paese. Comunque, il uso, questo che significa? Che da fare? Ma picchiata, vero? Ma picchiata, vero? Ma puntati. Te l'avevo detto io di non gioire. Dai, stare muta, non ti ci metti magari come manco una linea. Che significa squadra? Tempo, stop. Non funzionano così. Perché tu fare cose complicate, ma non manca la mia? Come funziona? Che fa? C'è da fare normale qualche altra carta qua sopra? Credo che per colpa tua le cose siano molto peggio. Dirissi non mi pitiare, mettete dopo e non ti giocare. Io stai parlando qui. Il fatto è questo, signor Peppino. Mentre in viaggio ho ricevuto un'email, un comunicatore. Voi siete organizzati da soli. Un'email che ha cambiato tutta la situazione. Non mi piace la cosa. Mi sa che comincia a sentire effetto l'appociato. Non ci faccia caso, questo è il mio profumo. Fume numero 5, il mio preferito. No, che non parlavano l'altro profumo io. Io ho fatto che diceva io. Intendeva un'altra cosa. Ma quindi, questo che significa? Che questa casa, io non posso fare niente. Ma non c'è nessun rimedio. Non lo faccio. Cara signora, lei ha fatto una buona azione. Ha fatto riappacificare i parenti del signor Peppino. E quindi, per questo, noi non possiamo più riammettere nei nostri anni. Mi dispiace, la legge è legge. Dura legge, sei legge. È dura, sì. Ora, dopo tutto questo discorso che registi, che io non capivo niente. Lessi, che ci fai? Lessi? Chi è Lessi? Poi ci resisto, volessi, un cane, un po', però dove Ma che cosa sta dicendo? Io ho detto Lessi, che il latino vuol dire Lessi. Ah, Legge. vabbè, che tocca è. Comunque, sta storia, come su ognuno, su qual è? Io non posso fare niente, io non la posso risolvere qua la storia. Ma non c'è nessun rimedio, non potete fare niente. Lei può assumere solo uno dei nostri migliori avvocati. Sperare che riesca a trovarlo. Io lo spiego subito. Lei deve dimostrare che non era sua intenzione commettere reati e che è stata fuorviata dai sentimenti di questi esseri umani. Sempre che qualche avvocato lo trova, visto che sono tutti impegnati nel congresso, la popolazione invernale e la malafede. Bello sto congresso, eh? Un congresso assai interessante, per davvero. Ma sentisse una cosa, a me sembra è concesso che sta avvocato giovane per risolvere tutta questa situazione. Quanto tempo può passare? 2, 3 giorni? No, 1000 anni. Quando? E che cosa vuoi? Anche per un anno invernale vanno a rilento. Ma 2000 anni! Io, penso un portare, io e tutta la mia generazione a stare in testa! Entrava in casa! E quando pensava che stavamo venuti, fece da pacificare a me nipoti, che mi piace a pandete. Ma io non lo so come la fare, io non lo so come. D'accordo, io il mio dovere d'ambasciatore l'ho fatto, non mi resta che togliere il disturbo. Ma quale disturbo? Tu devi stare qua! Che noi altri a risolvere questa storia! Io qua la storia non la posso risolvere! No, Carla, ma risolvere per forza. Come si dice, non la potete portare in maniera clandestina, con un no?
per il segretario personale del diavolo, sa? Ma c'è più un sacco, abbiate dai, non se fa muta, no? C'è un sacco di patate. Un certo muta, la casa di cercare sopra la situazione. Muta. Una giovata a una macchista, un'anima perfida, disgraziata, io non di qua, guarda, non di qua. Ha fatto una buona azione e una basta per non essere più malvagi. Sì, ma dopo una vita che fa iettatori però. Mi dispiace, non sono io che faccio le leggi. È così e basta. E sentiti, potevo fare ricorso a sta cosa dell'avvocati. Lei può presentare il ricorso entro la notte, le 24 ore a partire da questa sera. Dopo mi piace un do scamito, faccio melane, dopo 24 ore. A questo punto non mi resta che togliere il discorso. Ieri torna, dai un ritto, ora canto, ora pizzo, la situazione sa risolvere. Ti ho detto che non la posso risolvere la situazione. Sì, ascolta, Noazzi, Cassura aveva un metodo sano. Per esempio, non è che ci potremmo fare una raccomandazione. Una raccomandazione! Si tratta di tu a sapere che a Cassura le raccomandazioni sono una cosa a uma. Con questo gesto, che cosa vuole significare? Ma lo saccio, per esempio non c'è qualcuno che è più sopra di tia, che può pensare la situazione, che faccio? Un sindaco, un onorevole, un barrino, ci metta la sua, un barrino. Più sopra di me, ci sta solo lui. Lui, quindi siete un pezzoso, Abbastanza. e secondo me tia, potremmo fare una prova, che ci parliamo e vedremo di risolvere la situazione. Io non glielo consiglio. Il mio capo è un tipo molto ma molto collerico e non vorrei incorrere nelle sue furie, sa? Quindi mi state dicendo che ma è rassegnare? Sicuro, sono assediato. Non c'è nessuna soluzione? Assolutissimamente no. Va bene. Rassegniamoci, soprassediamo un corno. Allora, come si fa a chiamarlo? Ehi, grande capo! Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Tu sei matta! Ehi, dove sei? Oggi non morio. E mi lasciava tornare a casa, no? Quando all'improvviso mi sentiva pozzoliare un culo. Mi stanno, mi stai capendo niente, ma che c'è conto? Che c'è conto? Stai sentendo? Non ti preoccupare, grazie. State calmo, fermo, così. Che hanno cifro, in questo momento ti stanno forchettando. Che chiega logistica, Lucifero, Giri. Ma attento piano. Sulso Pinocchio! Chi di voi ha osato chiamarmi? E tu chi saresti? Sua Maestà, è una nostra
Ex concittadino. Perché ex? Perché? Perché ha compiuto un'elaborazione. Cosa odono le mie orecchie? Lo sai Anacleto che queste parole mi feriscono. Chiedo scusa sua manicità, non lo faccio più. Tu, mortale, dammi una spiegazione. Perché mi trovo qua? Vede, vostra loro malignità. Perché questo segretario dici che da fantasma che c'è da retro non può tornare più novello. Perché feci come giù. Che feci? La buona azione! Cosa odono le mie orecchie? E allora, cosa volete da me? Allora, siccome lei, come si dice, è un capo, è un principale, non sa la regola, lo potevo fare. No, io non voglio nascondere nessuno. Contaminerebbe tutto il nostro mondo. Le buone azioni sono un virus letale. Ma se ce l'ha pure antibiotici, ce l'ha pure Io non faccio nascondere nessuno. la butto una testa. Guardate, non è che chi te lo sonuto. Guardate, modello Alma Cattinelli. Bello esemplare di anima pesca, è perfida, malvagia e chi più ne ha più ne metta. La butto una testa non sa merda. Perdonare. Perdonare. Oh! M'è scambiato per quello di lassù? Io non conosco questa parola. Già presento io uso amici. Basta! Io non voglio nel mio regno anime con la fedina per ale sporta, macchiate di buone azioni. Lei resterà qui per tutta l'eternità e non cambierò mai idea. E non azzardate per chiamarmi mai più. Mai. Anacleto, andiamo. Siamo stati qui anche troppo. Subito su sua manicità. Io non mi chiamate! Non ti capo. Io mi capo comando. Che combinaio io? No tu! Che ci sta bella pensate di chiamare un principale! L'idea della raccomandazione è stata tua! Ah mia, tua! Che tu che fu! Ma poi magari tu me la vedi! Tu hai stato un fermo da sutta! Ma non sai com'è che funziona! Ma che ne potevo sapere io? Era la prima volta che chattavo! E per te anche l'ultima! Certo! Io pensavo che tu ricevi tanto pettini che Sì, tanto per dire un colpo, tanto per dire. E ora che faccio? Non è che posso rimanere qui per l'eternità. No, anche perché io non do asilo politico a nessuno. Soprattutto al fantasma. Non ne parliamo completamente. Ma senti una cosa. Visto che tu hai un potere di sfasciare e di passare le cose, non è che tu potessi diventare, che saccio, un genio? Sì, genio, che tu che poi ne esci e mi dice... Tipo quello della lampada di Aladino. Sì, tipo che tu la lampada Tu della saresti il padrone? Sì. E io dovrei esaudire i tuoi desideri. Sì, tu anziché ungere la lampada dell'Aladino, diventi ungere la caccia della morte. Dai, io, quando hai bisogno, vengo, ci vengo una fracatena davanti a lucida, sì, e tu esci e soddisfi, perché hai pensato buono, non è che hai pensato come mi trattasti tu a mia. Tu vaneggi.
Ma è una bella pensata, va! Bella idea, bella veramente. Vitto allo cioccolatissimo! Sì, peccato che hai fatto i conti senza l'oste. Anzi, senza 2 osti. 2 osti, ma che significa i conti di 2 osti? Hai fatto i conti senza Anacleto e senza Lucifero, perché insieme al posto all'inferno mi hanno tolto anche tutti i miei poteri, quindi adesso non sono in grado di fare né opere buone né disgrazie. Mannaggia. Non ho fatto già bello progettino. Sì, tipo, ora mi faccio la casa nuova, sì, una bella villa. Mi carta poi una bella automobile, bella l'automobile, bella. Mi faccio un nuovo guardaroba, bello, mi accanto un roba di Valentino, Roger Cababa, tutte cose belle. Sogna, vero? Tu mi fai tornare per forza chi per intero. Ma se potessi magari sottoterra. Certo. Un lupo, come si dice, per tuo pelo, ma non per tuo vizio. Io non so c'è più che a fare così. Sta storia a casa sta diventando pesante per chi? Per da cascata. Era meglio che tu non ci facevi casa da cascata. Aveva cascato, stava smarinato. Cane, tu mi andavi a domicilio. Io se tu non mi chiami sonno, tu mettevi a puntare i pe. Sì, facevi pecora uno, tu ma picchi l'acqua. Pecora lui, tu ma mangiate l'erba. Tanto a fantasia non è che ti manca, va? Non è che ti manca la fantasia. Solo stupidaggini. Non ha più senso piangere sul latte versato. Io non posso rimanere qui per l'eternità. Devo trovare una soluzione. Voglio andarmene, perché sei diventato troppo antipatico. È diventato troppo antipatico rimanere qui con te. Sparti dalla picchia con mia, vero? Aspetta, Non si muove, non mi posso muovere. Posso andare qui? signore, scusa se te ne stupo una volta, però tu sai che io ti chiamo solamente se c'è una cosa importante di dirti, non è che io ti chiamo ora così. Non so se tu vedi sta situazione, ma Anacleto, con Lucifero, pensavo non picchiare sta di testa, perché ci capisci la buona azione. Ora, siccome tu sai che tu, a chi ti fanno le buone azioni, l'ha premiato, aiutami tu. Non dico che te la buttare in paradiso, no. Ma per un nuovo purgatorio. Sì, un nuovo purgatorio, aspetta che ha fatto anche altra cosa bella. E poi semmai tagliare, siamo d'accordo, io ti aspetto, io mi metto da settato e aspetto, va bene? Mi metto qua e aspetto. Ma stavi facendo? No, lei stava parlando con un amico mio avvocato. Questo però non è un congresso che non l'amico tuo, l'hanno le bestie, non girare queste cose, no. Bene. E ti ho detto che verrà ad ascoltare il mio caso? Veramente di parlare non parlavo solamente io. Però io aspetto, mi sta dicendo io aspetto che aspetto ora, non ti preoccupare, che aspetto, io aspetto. Tu stai aspettando. Ma qua non si vede nulla però, non si sente nulla qua. E io mi sto innervosendo. Magari io mi sto innervosendo. Devi farla tu, per Ma favore. scusa, ma ti avrò detto almeno qualcosa a questo avvocato? Non mi ristilendi, io parlavo e tu mi tagliava solamente, guarda. Ma da ora, se ci fai caso, mi sta tagliando solamente. Sì.
l'angelo del Signore. Sono venuto a prenderti. Ma con chi parlava? No, io parlo di cristiano buono, ma cristiano importante, quindi però io feci presto, non è come un po' oggi che siete conosciuti e io fica fu veloce, sì, io fu veloce. Nella sua infinita bontà, il Signore ha deciso di perdonare tutti i tuoi peccati e accoglierti nel suo regno. Vi sta aspettando, purché vi pentiate. E avanti, non sapete, non mi fare la comparsa che io ho a chiamare da sopra, che vai a nudo, ti canta tutta. No, non lo so veramente io. Ma no, si sta buono, da sotto non era cosa buona per chi, da c'è una causa, si stava, ma da sopra invece si sta bene, c'è l'aria condizionata, sì, ma guarda, ci potessi mettere io una firma più chiara da sopra, sai che ti dico? Approfitto, scusassi, ma mentre che siamo qua, io che sono credenti, e mai io c'è l'amicizia particolare, mi raccomandato il patrimonazio. Non potremmo fare, già mettete la buona parola magari più mia da sopra, così io vi invito. Tranquillo, continuate così. E vai, avanti! Hai visto anche ci sperava? Ora mi sento magari meglio. E dai, amore, va bene? Ma forse. Ma come forse? Ma che ti scarica quindi non abbiamo da sopra? Ah sì, non ti preoccupare. Dai, in fondo, io non segno male. E manco tu a poesia così tanto male, dai. Venditi, Almuzza, venditi. Vieni, Alma, il tuo posto è con noi. Venditi. Non farlo! Non bendirti! Non bendirti! Venditi. Non farlo! Non guardare la luce! Non bendirti! Va bene. Mi pento. Metti la mano destra nel cuore e ripeti con me. Mio Dio, mi pento e mi tolgo Mi pento e mi con tolgo tutto il cuore tutto il cuore dei miei peccati dei miei peccati e mi impegno a non commettere più. e mi impegno a non commetterne più. Mi stai commuovendo tu! Il tuo pentimento è sincera, Alma, per me è sufficiente. Sei dunque pronta adesso a indossare la veste del perdono? Sì, lo sono. Seguimi, prendi con me la strada che ti è stata preparata.
Ma che sai? Ma tutta scongiugata, tutta Anche le famiglie! Ma sì, aiuti, ma io... Senti. Già capi chi è? Già, la mamma mia chi è? Che fu l'usatino? Che fu, chi è? Parla! Allora, sentila tu, Parla, che fu? Allora, io avevo lisciuto, no, per fare la spesa che non avevo molto da mangiare, no? Non farà la spesa! E niente, io stavo camminando, stavo scendendo al supermercato e camminava così. E quando mi cade testa fra le nuvole. E non va a caso. Cascato? Non va a caso! Ma non mi cascaste! Tu ma che non mi cascato? Non stavo passando un accompagnamento, stavo passando. Ma non mi cascaste l'accompagnamento, non sia dire! Ritta su una caccia così! Non sia dire! Ma poi era chi su? Era una specie di mago, uno stregone. E che mi stava andando sulla montagna e ce le presenti che camminava con lei a euro, un cappuccio, diceva ricordati che devi morire! Tutti devi morire, per non morire! Il signore, per favore, Torico, torna! Il signore, torna! Ma poi, signore! Lascia stare, torna, il signore! Buongiorno, per favore, torna! Torna! Sei riuscito un'altra volta a portare dalla tua parte un'altra anima dannata. Se continuate così, tu e la tua schiera di compari angeli spopolerete tutto l'inferno! È un compito difficile questo, in un mondo dove dilaga la violenza, la cattiveria, ma la speranza che alla fine il bene trionfi sempre sul male. Arrivederci, alla prossima battaglia!